Qual è il significato di questa giornata per lei? Beh, diciamo che è un momento estremamente importante, perché noi oggi celebriamo non solo il 58esimo anniversario del nostro trasferimento da Padova, dove era il quinto corpo d'armata Vittorio Veneto, ma celebriamo anche 58 anni di ottimi rapporti con questa città, di ottimi rapporti con questa cittadinanza, e quindi celebriamo un rapporto istituzionale che, devo dire, penso possa essere portato veramente ad esempio anche in altri luoghi. Nel corso di questi 58 anni il quinto corpo d'armata è stato protagonista con vari interventi in zone di crisi di questo pianeta. Quale missione vuole oggi ricordare in particolare? Beh, io non vorrei citarne una perché, come ha detto lei, ne abbiamo talmente tante. C'è stata una fase, quella in cui noi operavamo da qui, nella guerra fredda, in cui siamo intervenuti in tante occasioni per venire incontro alla popolazione civile. Voi ricorderete il Vajont, ricorderete le alluvioni e tutti questi fatti. Ci sono stati poi, dopo che la situazione internazionale si è modificata, interventi in missioni di pace all'estero significativi, quindi partiamo dall'epoca del primo Libano fino alla Somalia per giungere all'Afghanistan. Tutte missioni importanti, tutte missioni nel corso delle quali i nostri uomini hanno dato ampia dimostrazione del loro valore, del loro senso di responsabilità, spirito di servizio e di impegno. E qui voglio proprio ricordare tutti i caduti che abbiamo avuto in queste missioni. Gli ultimi, come ben sapete, qualche giorno fa in un tragico incidente in Afghanistan. Ebbene, a loro va il nostro affettuoso ricordo, alle loro famiglie va il nostro supporto che l'esercito non farà mai loro mancare. Per cui io dico, tutte le missioni sono state importanti e da Vittorio Veneto, prima il quinto corpo d'armata, poi il primo comando forze di difesa, hanno diretto queste importantissime missioni in cui il nostro Stato si è impegnato, l'Italia è presente. Siamo quindi orgogliosi di loro e di quello che abbiamo fatto.